dare sonno. Un secolo secondo Buongiorno. aveva passato e smaniava meschino. Oggi prepareremo delle code di gamberi pastellate alle mandorle. Per fare questo piatto Good morning. abbiamo questi ingredienti: Today we will prepare lobster tails with acqua, almonds. sale, The ingredients gamberi we need e le are mandorle. flour, Andremo a preparare water, una pastella semplicemente con lobsters, un po' d'acqua and the almonds. e un uovo. We will start preparing a batter simply mixing a bit of flour, a bit of water, and an egg, Aggiungeremo anche delle mandorle, creating so a batter neither thick nor too liquid. anche un semplice. In the meantime, we will prepare the almonds, grinding them in a mixer. Let's start the preparation of our dish. Let's take the lobster tails already shelled. We will let them the last phalanx of the shell, including the tail, Andiamo a prendere and le we nostre will put code di them gambero in our uscite, batter in this le quali way. lasceremo And sul after latte we will del put misto. them into the Questa grind almonds, as li you andremo can a see. bagnare nella nostra pastella Let's in cook questo modo. them. In order to cook them, we will fry them in a frying pan with much oil of seeds of peanuts. Nella granella di We mandorle. put the lobster tails in the hot oil. Now the lobsters are well cooked and browned, and we will let them dry in a cooking paper to make them absorb the oil. Now we can put in the plate the lobster tails with almonds. The dish is ready. Sono pronte tutte tisi e tutte serie, armate fino ai denti, cavaliere. Non tu scherza, non tu suona, non tu riri, c'è lo rischio di rilassare lo poteri. E berrette caricate di marazzi. Andiamo a cuocerle. Per cuocerle abbiamo bisogno di una padella e abbondante olio di seme di arachidi. Quando l'olio sarà ben caldo, immergeremo le nostre code a friggere nell'olio caldo. Con la chitarra a fare serenate, correva stone fa lo bicchiarietto, che buono che non stando sciccarietto. E se capisci, i cappelli sono avanti, che pensieri mai non hanno le perbante, ma le recupero. A questo punto i gamberi sono cotti e ben rosolati e li andiamo a sgocciolare sempre su un foglio di carta per assorbirne l'olio. E le berrette uomini di cuore, spesse volte le devono aiutare, ma una volta nisciute A questo punto andiamo a impiattare il nostro gambero pastellato alle mandorle. passano le berrette piere piere, che invece davanti devono arriere. E a così, con l'aiuto delle berrette, i cappelli arrivarono ritte ritte, fuori i primi a trovare la montagna e si portarono tutta la cuccagna, tutto l'oro, tutte cose più preziose. Il piatto è pronto. Buon appetito! Sfarzose.